Sono Manuela Brotto e amministratore di UPG SRL, uno spin-off dell'Università di Padova che lavora nell'ambito dei leganti idraulici e nello specifico noi ci occupiamo di creare questi materiali altamente sostenibili. Quindi andiamo a sostituire quello che è l'impatto di un cemento tradizionale utilizzando invece degli scarti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti industriali. Allora, il biochar è un altro materiale molto interessante che di fatto è un residuo poi dei processi di pirolisi che noi abbiamo studiato da qualche anno come materiale interessante per la cattura dei metalli pesanti. Di fatto si conosce l'applicazione del biochar per l'utilizzo per la produzione di energia o anche come abbandante del terreno, ma da un nostro studio è evidente che questo materiale è molto interessante sicuramente non per produrre energia, ma per invece utilizzare le sue caratteristiche chimiche per di fatto invece ripulire anche le acque da contaminanti di metalli pesanti o addirittura, sullo studio che stiamo facendo noi, recuperarne dei metalli preziosi, ad esempio dai rifiuti elettronici.